La mia lingua. 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 Allora, per me quando penso alla lingua corsa, la parola che mi viene in mente è la parola stinto. Quando è che avete imparato a parlare corso? Allora, è una lingua che ho imparato in casa con mio babbo, ma dice a radio che la più memorizzata da Ciuga che parlata, perché faccio parte di una generazione sacrificata, dice a radio. E dopo, quando sono giunta all'università, che ho avuto il mio primo corso con Giacomo Mutier, e qui che ho capito che sarei una maestra bislingua, e che ho fatto un riacquisto. Ecco, dunque, un messaggio che volevo passare oggi è che veramente è una questione di volontà. Ho deciso di parlare. Quando la parlate a lingua corsa? Allora, parlo tutti i giorni, in famiglia, con i figlioli, con i miei, gli amici, ma per dire la franca, parlo soprattutto nel quadro di un mio mestiere, perché sono una maestra, e ciò che mi piace di più è di trasmettere ai più e ai maggiori e di dare voglia. Chi rappresenta per voi la lingua corsa? Allora, per me la lingua corsa rappresenta veramente la voce di mio babbo. Allora, c'è una lei affettiva forte, dice a radio. E dopo ho giocato il mio mestiere, dunque è importantissimo per me la trasmissione e di dare voglia ai titoli, ai maggiori di noi, posto che c'è una responsabilità maggiore di trasmettere. E quando mi trovo in un luogo in cui si sente parlare corso, in cui io posso parlare, mi sento veramente a mia piazza. Come dite la bene di lingua corsa? Allora, la bene della lingua corsa, io sono positiva, posto che trovo in quantità, dunque so di la bene. Ciò che è di primore di tramandare, a cui di sicuro, di dare ciò che è importantissimo, di dare a scelta ai titoli dopo di parlare o no sa lingua. Ma è vero che con una lingua che ha sofferto assai di diglossia è importante di noi di darle un vero statuto ufficiale, dunque di lei a tra i due che faranno la bene di questa lingua.